Va ora in onda Potere al Popolo. Si torna in diretta da studio, la voce di Sammy Varin con Potere al Popolo, ma qualcuno avrà notato, dietro di me c'è qualcun altro che suona la chitarra. Pochi minuti avremo con noi Roberto Salis, il suo nuovo album, un pezzo assolutamente da ascoltare, ma anche altri che rispecchiano la sua psicologia, la sua filosofia e forse anche parte della vostra. Roberto Salis tra poco in diretta su Radio Libertà, poi alle 11.30 arriva anche zia Lara Laino, presentatrice, speaker, influencer, e ci parlerà del suo lavoro molto simile al mio, solo che io non porto quasi mai la minigun. Intanto un'occhiata al sito del Corriere della Sera che apre con l'Ucraina, ancora stallo sui territori, Zelensky insiste, serve un referendum, ma Trump è ottimista e ripete quella famosa frase, mai così vicini alla pace. Subito sotto ci sono altre segnalazioni che riguardano la cronaca italiana e soprattutto chi ha vinto 1 milione di euro. Insiste il Corriere, se vinci 1 milione in TV quanto ti resta davvero in tasca? L'IVA, le tasse, il nodo dei gettoni d'oro, tutti i calcoli, insomma. E lasciatela vincere questa poveraccia. E poi certo l'imam di Torino Shahin, le frasi sul 7 ottobre, l'espulsione, le proteste e poi la liberazione. C'è una brutta notizia da Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo, arrestato un 32enne ignoto il movente. Si tratta di un moldavo coinvolto in una rissa nel bar in passato e poi denunciato. Ci fermiamo, ma restate lì, tra poco arriva con noi Roberto Salis, subito il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, ci tenevo particolarmente ad effettuare un breve intervento per significare come la collaborazione sinergica tra le istituzioni, in questo caso il Governo, il Parlamento, la Conferenza Stato-Regioni, abbia dato attraverso questo disegno di legge, una risposta concreta, in particolare ai volontari della Protezione Civile. Lo ha fatto avendo definitivamente chiarito che i legali rappresentanti, i coordinatori e i volontari stessi non possono mai essere equiparati a datori di lavoro, evidentemente è riferito alle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro, in quelle che sono le loro funzioni di volontariato. Un passaggio che ha definitivamente dato compimento a quella che è stata una nostra precedente norma e mette finalmente in sicurezza da quelle che possono essere responsabilità penali chi molto chiaramente ogni giorno in forma di volontariato si mette a disposizione al servizio delle nostre comunità. Grazie. Grazie Presidente, ci tenevo. Parlamento. Come faccio a ripartire se il treno è già passato? Come faccio a terminare se il viaggio non è iniziato? Come faccio a ricordarmi con sto vino nelle vene? Come faccio a riscaldarti se tu porti solo neve? Per ridarti certe cose rido. E per ridarle tutte quante rido. Come faccio a riparare? Non so mica un falegname. Come faccio a ricordarmi se mi scordo tra le cosce? Come faccio a risalire senza scale, senza sole? Come faccio a ritornare se la strada non ha più cuore? Per ridarti un po' di pace rido. Per ridarle tutte quante rido. Come faccio a rifiutarmi se ho fumato troppi sogni? Come faccio a riordinarmi se son perso fra i bisogni?
Come faccio a riscattare se non gioco da più anni? Come faccio a risvegliarmi se la notte non mi lasci? Come faccio a ritornare se non sono mai arrivato? Come faccio a ritirare se la vita è senza premi? Per ridarti un po' d'amore, rido, 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 rido. E per ridarle tutte quante, rido, 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 rido. Come faccio a riparare se mi perdi tra i tuoi fianchi? Come faccio a richiamarmi se rispondi con i baci? Come faccio a risalire se mi scivoli sul vino? Come faccio a ritornare se mi guidi col destino? Per ridarti il fuoco intero, rido, 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 rido. E per ridarti il lato vero, rido, 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 rido. E per ridarti il cuore in gola, rido, 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 rido. Come faccio a rifiutarmi se mi inviti sulla pelle? E come faccio a riordinarmi se mi servi le tue stelle? E come ridi quando piango, rido, 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 rido. E come piango quando ridi, rido, 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 rido. E come vivo quando ridi, rido, 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 rido. Sentito? Sentito? Perché è importante continuare a ridere nonostante quello che stiamo vivendo. Ridere a denti stretti e molte volte sì, purtroppo, però portarsi dietro la sofferenza della vita e ogni tanto fare ancora un sorriso, signori. Oggi un Roberto Salis che ci sta psicanalizzando da lontano con la sua chitarra, mentre suona. Adesso gli ho già detto, guarda, se mi fai una colonna sonora per la rassegna stampa, io ci sto. Roberto Salis, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie per Ma che, grazie per essere tornato sulle nostre frequenze. Io non ho resistito, ti ho chiamato perché questo pezzo intitolato Rido, c'è anche un bel video su YouTube, e veramente suona facile, leggero, una canzoncina come tante altre, e invece ti scatena, cioè scatena quello che hai dentro, è quasi spensierato, ma racconta quello che ci portiamo dietro da una vita, è quello che a volte non ne possiamo più, quello che siamo in piedi nonostante tutto quello che intorno a noi c'è, sta crollando, non abbiamo più sicurezze, siamo ancora qui a dire chissà se scoppia la guerra, forse no, non siamo mai stati così tanto vicini alla pace. Il tuo è un sorriso amaro e sincero che nasconde cicatrici e storie vissute. E qua mi fermo. Roberto Salis, parlaci di te, parlaci di questo pezzo Rido e del tuo progetto che si trova già su internet e vi diremo come trovarlo. Roberto. Lo sai, mi hai già detto buona parte delle cose tu. Lo so, è sempre così, è un mio difetto, poi alla fine mi faccio le domande e mi rispondo da solo. No, no, è meglio, dai. Rido fa parte di questo progetto che si chiama Fotosintesi. Fotosintesi è già qui. C'è un motivo per tutto, perché fotosintesi, dopo ce lo spieghi. Sì, è un EP, sono solo 3 brani, abbastanza diversi tra loro. Rido nasce, come hai detto tu, dall'esigenza di sorridere quasi sempre, diciamo, alle avversità della vita. Io un po' l'ho paragonato in alcune interviste un po' al pagliaccio, sai che è sempre il sorriso stampato, ma
il pagliaccio, sai, ha un animo triste, comunque sembra sempre felice, ma poi sa tutte i problemi e il caos interiore che può avere una persona, ecco, voglio dire. A Ti volte dobbiamo travesti. essere bravi attori nella Sì, nostra vita quotidiana, riuscire a sorridere sì, nonostante tutto, però a volte giustamente si può anche trasmettere qualche cosa in più, sempre con un sorriso, ma con quel sorriso un po' amaro, un po', a volte si intravede quello che una persona, soprattutto se esatto. non più giovanissima, ha vissuto nella propria vita, ed è anche un bene, secondo me, che non si nasconda ciò che si ha provato, le problematiche, i lutti, le Esatto, sofferenze. Ragazzi, è sì. la nostra vita, e a volte questa Bisogna vita ci rende più affrontarla, forti bisogna anche. affrontarla. E poi sì, anche perché il sorriso sincero lo riconosci, come dici tu, cioè ci sono anche quelli che ridono sempre, ma anche la risata sempre così è sinonimo d'altro, ecco magari. È vero, è vero. E E in c'è televisione ne vediamo molti, signori, e tu esatto. ti chiedi veramente: "Ma va tutto bene in questo personaggio?" Vabbè, vabbè, vabbè. Invece la risata sincera, quella che anche, come dici tu, trasmette delle cioè nasconde delle cicatrici, è quella che ti riempie il cuore anche, ecco. Poi viene da sì, un percorso mio personale, erano un po' di anni che non pubblicavo niente, perché questi anni, sono stati anni abbastanza impegnativi. Abbiamo vissuto a Londra con mia moglie, fino al 2020, prima del Covid. Ma lei stava in pianta stabile lì, io invece facevo 1 settimana a Milano, 1 settimana a Londra, quindi suonavo 1 settimana a Milano, 1 settimana a Londra. E sono stati anni molto impegnativi. E sono Poi anche belle poi esperienze esperienze comunque. bellissime, perché suonare a Londra, poi io che suono blues, suonare nella patria del blues inglese, nei blues club lì, Come ti hanno ehm accolto? Che bella facce domanda. fanno Ecco, quando ti bello, bellissima ascoltano, domanda, bella domanda. differentemente dal pubblico Esatto. italiano? Allora lì, vanno a scavare col bisturi quando suoni blues, Dai. perché il blues è come da noi, faccio, può essere il karaoke, ecco, ora la sto ovviamente buttandola molto sul Urca. cioè qui trovi il karaoke ancora nei locali, lì invece blues, ma dal pub più sgraudo, diciamo, suona il blues e tutta gente bravissima che suona. È la loro cultura Certo. il blues inglese, il British blues, ecco. E quindi quando suonavo lì, no, erano molto contenti. Io ho paura magari più per la mia lingua, per l'inglese sai non è perfetta. Invece magari conosci dal palco e ti dicevano, te la paragonavano a come la suonano loro. Alcuni ti dicevano troppo melodica, ecco, perché noi italiani siamo Eh più beh, ci mettiamo un po' più di melodici, pathos, magari loro son più esatto, freddi esatto, forse, no? più roots, più esatto, più glaciali. Però ascoltavano tanto e criticavano in modo costruttivo, la cosa bella è quella. Non c'era mai, sai, cioè non può essere un po' invidia, lì invece: "Ah, domani suoniamo lì, vieni", tendono sempre a fare, c'è un aiuto, Cioè, come posso dire, capito? Qua ci si prende a coltellate, tra virgolette, of course, tra non soltanto tra cantanti, tra artisti, anche in altri campi. Ormai, se non abbiamo il macetino in tasca, che facciamo? Non giriamo per Milano? Mentre da altre parti si usa ancora fare questa cosa che si chiama squadra, eh? bravo, lavoro sinergia, Che cavolo. esatto. Senti, poi tornato alla fine in Torniamo Italia. in Italia, ho avuto qualche problema di salute abbastanza serio, che sorvoliamo insomma. Come stai adesso? Bene dai, Che bene, ne sì, siamo sì, usciti un po' tutti quanti, e allora qualcuno, probabilmente ci ha azzeccato, ha dato anche la colpa ai vaccini. "Ma non si può dire sì, perché bravo. altrimenti ti bloccano su Facebook e su YouTube". Reazioni avverse, mai parlato assolutamente, ma poi ci sono chiaramente i problemi di salute Sì, oltremodo. L'importante è uscirne ed essere ancora qua a raccontarci, sì, e vale anche per noi. scavalchiamo quel periodo comunque, e il mondo, tutto il mondo ha avuto un bel caos, quel periodo del Covid, e soprattutto il mondo della musica, che è stato fermo, completamente fermo.
C'è qualcuno che dice che durante il Covid sono arrivate nuove idee, forse è servito a dalla qualcosa, disperazione. da disperazione. Di che? È vero, è vero. Senti, fermati lì, e poi Ok. vai avanti a raccontarmi. C'è qua la chitarra, cosa credi? Che ti faccio continuare Ok. a parlare? Vai. Passaci un pezzo, cosa ci suoni, cosa ci canti, decidi tu, sei tu Facciamo uno l'artista. standard blues, appunto. Dai, Ok? fammi godere. Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. You say spend my money on other women, you're taking my honey from somewhere else. I call your mama, the people nice say go. I call your mama, the people nice say go. Well, your mama said, son, don't from a danger no more. Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. You say split my money another woman, you taking my honey from somewhere. Signori, Roberto Salis dal vivo negli studi di Radio Libertà, un bel regalo prenatalizio che ci fai, qua incartato bene, per ricordare che la musica, quella bella, c'è. A volte bisogna fare un po' di fatica a cercarla, perché con tutte le schifezze che ci sono in giro, soprattutto tramite internet, ragazzi, uno a volte lascia stare. Mai arrendersi. Roberto Salis, tornato dall'Inghilterra, e mi dici che tu una base a Milano dove suoni spesso e volentieri ce l'hai. Io sono chitarrista, musicista residence del Lollapalooza, molto locale del pieno centro di Milano. E vai. E quindi tutte le notti suono lì. Poi la mattina insegno, faccio produzioni, i miei lavori adesso da 3 anni lavoro con loro, e poi le mie produzioni dove appunto ho fatto fotosintesi adesso. Ecco, tu adesso da stiamo prendendo un po' di contatti anche con l'estero per portare in giro quello che faccio. Cioè, capite? Zitto 4 perché bisogna anche sopravvivere, bisogna aprire il frigo e vedere che c'è qualcosa da mangiare. Zitto 4, Roberto Salis è diventato un vero e proprio artigiano della musica. È il termine che più mi piace, perché esatto, la musica nasce dall'artigianalità, tutte le cose, esatto.
che adesso è quasi un'eresia, perché Sì, adesso c'è perché l'intelligenza artificiale. Io devo stare attento no, ai pezzi che mi mandano, io perché molto tutto spesso hai visto live puro. esatto, adesso arriva la certificazione, la certificazione che il pezzo non è cantato né non è suonato con intelligenza artificiale, ma anche addirittura per noi giornalisti arriva una certificazione da trasmettere, che in questa trasmissione non viene utilizzata l'intelligenza artificiale, che sembra veramente di cadere dalle nuvole, ma purtroppo ormai in qualunque tipo di lavoro è chiaro che l'intelligenza artificiale è utile anche per noi giornalisti, e per voi musicisti ancora di più. Però forse l'intelligenza umana, la fantasia, l'arte, la vera e propria arte è quella che ci metti tu. Non fanno parte di un algoritmo, le cose che vengono dal cuore e dall'anima, ma questa è una cosa storica, è la storia che lo dice. Internet è vero, come dici tu, aiuta, però secondo me è andato molto fuori controllo, parecchio, perché darlo a una persona può avere una direzione, darlo alla persona sbagliata va nella direzione sbagliata. Parliamo con la musica, purtroppo adesso con i software e tutto quanto, a chi la musica è arabo, fai del lupo messi in croce e possiamo sentire quello che c'è in giro. È vero, Poi signore? magari proponi tu, e poi ecco, io mi rendo conto, ecco, suonando tanto live ora, come le persone sono di nuovo attratte tanto dalla musica suonata dal vivo. Anche perché il mio spettacolo, quello che faccio, si chiama Ma il cielo è sempre più blues. Ah, vai, Dove citazione stupenda, ma c'è un qualcosa di dove nuovo. riarrangio in chiave blues, mettendoci tanta chitarra, i grandi della musica, insomma, italiano e straniero, tutto. Bello. Li riarrangio a modo mio. E vedo che alla gente piace davvero tanto, veramente tanto. Forse quello che si cerca infatti, anche. ora ti dico, una domanda che mi fanno magari: ma sei tu che suoni? Sì, però sono neanche abituati a vedere uno che suona, che va su e giù sulla chitarra, capito? È incredibile. E purtroppo bisogna, secondo me, riprendere a rieducare la persona al bello, alla qualità, alla cultura, alla qualità, perché è la qualità che salva sempre tutto, in tutte le cose che noi facciamo. Non è la quantità, ma la qualità. Capito, signori? Rieducare al bello. Troppo spesso parliamo di rieducazione e Esatto. sappiamo come vorrebbero rieducare i nostri figli a scuola. Poi, per fortuna, ci mettiamo anche dei freni, delle leggi, ma una rieducazione positiva al bello, alla musica, la musica dal vivo e non inventata. Ricollegami alla normalità. Alla normalità, sì, questo è molto vannacciano, attenzione Roberto Salis. A proposito, Salis, tu chiaramente hai degli omonimi, ma questo non ce ne frega niente. Ma da dove arrivi? Ma da dove arrivi? Pensavo un'altra cosa. Non pensava chissà cosa. Da dove arrivi? Perché l'accento un po' sardo c'è, sì, sardo, ma magari Sardegna. Una mia sensazione, mi sono alzato male stamattina. No, Sardegna. Dove? Iglesias, provincia di Cagliari. Ragazzi, cioè uno dei posti più belli, ma anche più imboscati, sì. Per cui effettivamente uno per caso non ci passi, ma se ci passi vedi cose, ci ritorni ogni tanto, è un casino. Un po' di tempo che non andiamo, un po' di anni. È un casino, ragazzi, è sempre più costosa la Sardegna, anche per quelli che in Sardegna ci abitano, ti immagini quando non abiti più in Sardegna, però è una perla, secondo me, che va ulteriormente valorizzata, anche dal punto di vista musicale, secondo me, perché la lingua sarda... In Sardegna sono tanti musicisti molto bravi, e la lingua sarda per antonomasia che veniva usata nella musica è il logudorese, quello che usava appunto Fabrizio De André, Ita Zenda, si rifacevano, perché la Sardegna ha vari dialetti, sono delle zone, però quello che usavano tutti è il logudorese, che è quello della Gallura. Ecco. Certo, è che ci piacerebbe sentire un po' più spesso, ma si fa fatica sempre di più parlare anche nelle lingue, nei dialetti, abbiamo visto. Allora ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi si ritorna in onda con Roberto Salis, che tra poco ci dirà anche dove trovare la sua musica, ma soprattutto è in arrivo un'altra ospite. Oggi piatto ricco micificco, è in arrivo zia Lara.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, nostra confezione di Natale che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, così si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Every matters fall like a sea. Every drop the coals of maybe. Let plot open and let's go. Bring together step by step. The star exploded where the night feeds. I chase the echoes that what's inside. Change the air. Change it in the air. Soul caching everywhere. Nothing solid, nothing still, nothing static. Only movement, only will. Change it in the air. Change it in the air. Change it in the air. The clock's open and let's go. Dream together step by step. Change it in the air. Soul caching everywhere. Nothing solid, nothing still, nothing static. Change, only movement. Change
in the air. Every man fall like a sea. Every trumpet comes and maybe the clock open and let's go. Bring together step by step. The change is blue. Change it in the air. Change in the air. Change it in the air. Change. Roba buona, attenzione, roba un po' sognatrice, roba particolare, fotosintesi è il suo biglietto da visita, il biglietto da visita di ciò che è Roberto Salis, di ciò che sa fare, ogni strumento è suonato da lui stesso e magari ancora ce ne parlerà, signori. Roberto Salis, non dimenticate questo nome e questo cognome, ma chi ci sta guardando in radiovisione in questo momento su tutti i social o anche semplicemente chi ha acceso la Radio DAB in tutta Italia si sarà accorta. Io sento anche un profumo. Che strano profumo che ti sei messo, Roberto, questa mattina. Sento un profumo che non è maschile, è il profumo di Zia Lara! Ma buongiorno a tutti! Buongiorno! Ma cosa fai qui, signori? Zia Lara, cioè questa arriva da Brescia, poi va a Milano, poi va a Bergamo, poi una zingara. Cioè, è Lara, Laino o Laino? Com'è? Laino con l'accento sulla A. Laino, ma non la conosce nessuno come Lara Laino. Zia Lara si fa chiamare così, presentatrice, speaker radiofonica, influencer, attiva sui social dalla mattina alla sera, ma anche la notte. Bravo! Ma che lavoro fa Lara Laino, Zia Lara? Spiegami un attimo che siamo curiosi e intanto in sottofondo c'è Roberto Sali che si fa anche la base Bellissimo, strumentale. Attenzione, senti. Serve ad accompagnare il mio racconto. Raccontaci Sì, perché vogliamo sapere tutto su di te, perché qualcuno sicuramente ci sta già scrivendo che ti ha visto più volte, ascoltato più volte, che non passi inosservata. Anche sui social non passi inosservata. Aspetta che ho 182.000 follower e sono pochi ancora per Zia Lara su Instagram. Arriveremo sempre di più. Allora, dove devo cominciare? Io ho cominciato con io adesso faccio la speaker come te, però io intervisto i dottori, quindi quella è la parte più seria del mio lavoro. Allora, io sono il dottor Varin, qui abbiamo di fianco il dottore Roberto Salis e tu ci intervisti, ma quindi sei molto seria, molto professionale, devi anche studiare per intervistare dei dottori. Io farei delle figure di merda proprio. Cioè. Oh, guarda tesoro, tu pensi che io ogni tanto non sbaglio qualche parola, però tu quando sei convinto, quando parli, la gente la convinci. Quindi che se sbaglio qualche parola, il dottore secondo me neanche se ne accorge. Questo non è male, sapere sdrammatizzare lo uso anch'io, questa cosa. L'ironia e la maieutica socratica è importantissima, non sai niente ma fai finta comunque. Scherzi a parte, la Lara, quindi hai fatto un salto di qualità negli ultimi tempi, perché oltre a radio fai anche televisione, o al contrario, oltre a televisione fai anche radio. Spiega. No, ho cominciato con la televisione, poi un giorno è successo come tipo in questo momento, mi hanno contattato per fare un'intervista parlando un po' di chirurgia, perché sono una che non si nasconde, se ho fatto le labbra, il ritocchino, non è un problema per me, allora volevano sapere. Sto cercando di guardare ma non vedo. Le labbra le ho comprate, sono onesta. Non si nota assolutamente, sei bellissima, naturale, eccetera. No? Però, sai, loro volevano sapere anche dal punto di vista influencer cosa pensavo della chirurgia e mi hanno invitato a fare questa intervista. Allora hanno detto: tu non sei normale, sei fuori di testa, vuoi cominciare qua con noi a lavorare? Quindi la radio è venuta dopo, però è stata una cosa divertente perché loro dicono, giustamente riempiamo le giornate, parlo sempre, sono come te, che segno sei tu? Io sono del Cancro, 8 luglio, tu? Anche tu non ti fermi allora, Abbastanza. Io Toro. No. Lo zio? Scorpione, ascendente Scorpione. Abbiamo un guaio in questo tavolo, insomma, Cancro, Scorpione, Toro, meglio che non andiamo in guerra praticamente. E da lì ho cominciato questa avventura con la radio, però ti dico la verità. La radio, vado lì lunedì e martedì, ho i miei coppioni, finisci la giornata, ho finito. Invece la televisione me la porto per tutta la settimana, perché quando sei editrice, redattrice del tuo programma, tutta settimana
sei in ballo con i copioni, sei in ballo comunque con gli ospiti, con gli sponsor, e devi anche trovare sempre tematiche nuove ogni settimana, che non è facile, giusto? Dici di no, ragazzi. Io mi sveglio alle 5:15 ogni giorno per fare rassegna stampa e mi devo leggere gran parte dei quotidiani esistenti e anche qualcuno me lo invento. Quindi lo diciamo per gli amici che sono a casa, che magari pensano che sia facile fare radio, fare televisione, condurre, eccetera. Ci vuole una preparazione, e io parlo per me, ma anche tu parli per te, ma dietro, ad esempio in questo momento, c'è Francesco in regia che arriva mezz'ora, a volte un'ora prima per prepararmi, per aiutarmi alla diretta, eccetera. La stessa cosa i tecnici. Tanti pensano che noi giochiamo, che sia facile. Ti posso dire, quando mi dicono voglio fare televisione, aiutami, inserisci, voglio fare un programma, io gli vorrei spiegare, ma sai che lavoro c'è dietro? Devi mandare i video, devi studiare le persone, devi arrivare, come dici tu, 3 ore prima, perché i microfoni, i collegamenti, cioè c'è tutto il lavoro dietro che la gente non può capire, chiaramente, finché non ci sei dentro. Vedi. E questo vale, visto che abbiamo Roberto Salis, che è grandissimo, ci sta facendo una base quello che stupenda. dite voi, cioè cercano di captare Cioè, quello che... questo vale anche per gli artisti. Molto spesso parlavamo prima dell'intelligenza artificiale, adesso una canzone la si fa in pochi istanti. Dietro un pezzo, dietro una canzone, quanta fatica non c'è, a proposito di essere artigiani della musica. C'è una bella fatica. Poi una cosa può nascere anche in un giorno e l'altra in mesi, in tanto tempo, dipende un po' da come stai tu, da quello che stai vivendo, di cosa stai parlando, dagli arrangiamenti che vuoi metterci dietro, cioè da come vuoi vestire un brano. Cioè quello che sto suonando adesso, per esempio, si regge già così come stiamo parlando noi adesso, quindi possiamo decidere di vestirlo come vogliamo, vintage, elettronico, pop, rock, però già si regge così. Cioè, come capisci? stiamo parlando noi, Un po' e come questo però viene da, come diceva Sami, da quello che fai tu, cioè non abbiamo dei tassi di intelligenza artificiale, cioè devi sapere il mestiere in tutto, in qualsiasi cosa uno faccia deve sapere il mestiere. Torniamo al discorso di prima, bisogna tornare al bello, alla cultura che ci salverà sempre. Bisogna un po' eliminare, anche se non dovrei dirlo, un po' il telefono, un po' i social, tornare un po' indietro, perché ormai la gente si è fermata a quello, pensa che la vita è solo social. Allora io lo uso perché, tra virgolette, perché sono contenta. Purtroppo il biglietto da visita ora è quello, quindi per il mio lavoro, televisione, radio, ma anche come influencer guadagno con quello. Ma ogni tanto mi rendo conto che va lanciato o spento per 1 o 2 giorni perché non riesce a connettere, oppure perché i giovani di ora pensano che esiste solo quello, Oppure, ed è sbagliato. prima, scusa, dipende anche da chi le usa. Tu lo fai per lavoro. Esatto, bravo. Anche io lo uso per lavoro, noi usiamo per lavoro, ma c'è chi lo usa giusto così per usarlo. Perché dobbiamo finire tutti nel calderone? Perché dobbiamo essere tutti... Vabbè, perché dobbiamo... Poi nel tuo lavoro è difficile perché tutti dicono, tutti sono cantanti, tutti sono rapper, tutti poi vai sono... sul palco e fai cioè... dal vivo quello che devi fare. Il discorso è sempre questo. Esatto. Poi il palco non mente mai, il palco, il live, o sai o non sai. È la prova fare, del 9, basta. vero? È come il ring, io lo paragono a un incontro, alla strada, perché la strada, o sei stato in strada o ti schiaccia la strada. Ma sai che a me capita, infatti, come dici tu, non so se è successo anche a te, che molti mi scrivono, ti prego invitami, io sono il top, invitami, poi li inviti, ma io non è che voglio parlare male, e poi non parlano. Allora, se tu vieni è perché, cioè voglio dire, perché devi parlare, perché poi anche gli opinionisti a me servono che un po' che si scontrano, fan cap, poi tu li metti là e vanno in panico, come i cantanti li metti là, allora bisogna un po' decidere che cosa si vuole c'è la fare. chitarra perché posso suonare, infatti. È vero. Cioè, a volte veramente gli artisti che non parlano, no, però suonano. Almeno Roberto Salis suona, ci fa una base, canta dal vivo a Milano, ricordiamolo, dove sei ogni sera. Io ogni notte suono a Lollapalooza di Milano. Vedi? Quindi magari vi sono siete incrociati. residence lì da 3 anni, tutte le notti sono lì. Mi occupo di tutta la musica dal vivo a 360 gradi. Ma che bello, guarda per te. Beh, poi è una bella zona quello. E poi appunto produzioni, musiche per radio, musiche jingle. Non ti fermi mai anche tu. No, insegnamento, insegnare. È importante quello, perché tanti giovani pensano che fanno una canzone e già sono arrivati.
come tanti altri lavori, fanno magari, non so, li inviti una volta in una puntata, basta, sono arrivati, non sai chi sono io, a me è successo anche questo, ma tu lo sai chi sono io ma porca miseria. E io mi devo trattenere e dire vabbè, perché a volte certe persone le devi assecondare, è brutto dirlo, ma è meglio non andare in guerra con gli scemi, si suol dire, no? Ma tante portano il loro livello persone ti ammazzano con bravo. la loro esperienza. Tanto tu quando sei sicuro di te, che sai chi sei, che comunque hai il tuo bagaglio Sì, anche quello di è vero. esperienza, dici io non mi metto neanche a discutere. È bello discutere quando trovi persone competenti, no? Esatto. Che parli anche dello stesso lavoro, del tuo Sì. campo, però è difficile perché tutti pensano di essere arrivati. Magari arrivano qua e ti dicono a te che sanno fare loro il tuo lavoro ed è una cosa sbagliatissima. Stiamo parlando male di voi giovani che ci seguite, attenzione, non di tutti, ci mancherebbe altro, ma a volte attraverso i social, attraverso queste gare che si fanno in televisione, eccetera, uno davvero pensa di avere un background perché hai partecipato a una trasmissione televisiva e forse anche per questo che servono le radio. Io le chiamo di nicchia, ma sono molto più importanti di quelle nazionali, che poi molto spesso, vedete, le vendono a chissà chi. Le radio di nicchia, le televisioni regionali che hanno un grande ascolto territoriale e parlano veramente al territorio, al cuore, raccontano il personaggio, c'è anche molto più tempo per parlarne, mentre nelle radio quelle fighe c'è il conto alla rovescia e c'hai 10 secondi per parlare, non di più. Molto spesso, e questo c'è anche, e questo forse è anche il successo delle radio locali, quelle poche che ancora resistono, delle TV locali che ancora resistono, perché parlano al cuore della gente, parlano delle tradizioni e sono più confidenziali. Con loro hai un po' più di tempo per ragionare, per parlare, per capire. E forse anche a questo è dovuto il successo di Zia Lara, non solo sui social, ma anche in televisione. E adesso, Spottone, ci devi dire un attimo bene dove va in onda, perché la nostra radio si ascolta in tutta Italia, ma in gran parte d'Italia si può vedere e sentire la Zia Lara in diverse trasmissioni. Riassumi che siamo curiosi. Allora, io ti dico il salotto della zia, chiaramente, che siete invitati anche voi quando volete venire, ovviamente. Della zia, hai capito? Ma cosa succede? È un salotto vero, cioè ci si siede, sono le poltrone, mica come queste sedie da barboni, veramente. Siamo con le pezzi al culo, invece siamo un salotto vero con le poltrone comode, ti siedi e si chiacchiera. Si chiacchiera, si litiga, si discute. Anche noi siamo molto liberi, come dicevi tu, perché io ho dato la possibilità di fare questo programma per evitare di chiusura di microfoni. È una cosa che odio, e quando tu stai parlando e ti chiudono i microfoni, una cosa sbagliatissima, perché ti fanno passare magari un messaggio da una persona che non è vera. Allora li metto tutti su sto divano e dico: divertitevi, parlate, discutete. Ovvio che io poi lancio le bombe, che a me piace lanciare le bombe. Signori, le bombe di Zia Lara, qui non entriamo nei particolari, ma devono essere dei petardini, niente male. Allora, su che rete, su che canale, dici un attimo? Allora, bene. Siamo ovviamente il mercoledì sera su Rete Brescia, canale 99 ore 21, ma da quest'anno siamo anche sul nazionale, quindi sabato sera sulla 221 della Smart TV, perché vogliamo essere dappertutto ormai. Per quello 221 della Smart TV, quindi se avete il la televisione collegata ad internet, vai su 221 e ti parte il segnale internet e quindi la potete anche vedere, la Zia Lara, quanti cambi d'abito fai durante la trasmissione? No, solo uno. Amore, per fortuna faccio una puntata a settimana, se no me ne vado al manicomio per quello, perché io a Rete Brescia ci sto praticamente tutti i giorni per editare, per fare i copioni, quindi manca solo quello. Ma durante la settimana ne faccio 100.000 in compenso, non ti preoccupare. Oggi sono così, di pomeriggio devo andare a Tele Lombardia, quindi mi cambierò ancora. Domani sarò di una rete, cioè c'ho un armadio infinito. Se tu entri nel mio camerino, altro che petardi, il terremoto è venuto, cioè è così, lancio tutti in aria, lancio. Senti, ma allora è una passione bellissima la tua, la passione di comunicare, di far comunicare la gente, i cittadini, chi ha ancora qualcosa, chi ha ancora qualcosa da dire, chi ha ancora voglia di parlare, chi ha ancora
coraggio di parlare, perché a volte dire cose un po' fuori dal gruppo e ti esponi, e uno quasi, come sulla nostra radio, signori, guarda, ti faccio vedere tanto per dire, io metto WhatsApp, guarda un attimino mentre stiamo parlando quanti WhatsApp che stanno arrivando, dicendo le cose più diverse, sugli argomenti più diversi, dall'Ucraina a Mattarella, alla politica, a cosa sta succedendo sul fronte economico, cioè, e questo è bellissimo, la gente ha ancora coraggio di esporsi, di parlare, di raccontare questa bellissima Italia che purtroppo troppo spesso si inchina a situazioni che non c'entrano niente. E tu in piccolo, ma mica poi tanto, fai un lavoro bellissimo, e forse anche per questo che hai tutto questo entusiasmo che uno non si aspetta. Davvero, cercate zia Lara su Instagram e vedete, ma è una pazza scatenata questa, cioè ogni volta cambia. La versione rosa, vedi? Già la versione rosa, cioè, cambia vestito. Io guardo la storia, ogni storia un vestito diverso, dice ma questo non c'ha tempo per niente, no? Con le valigie in macchina. Capito. Senti, cosa pensa, cosa dice la gente, cosa pensa la gente, e di cosa parlate? Argomenti delle tue trasmissioni, i dottori, mi dicevi, quali sono gli argomenti che più piacciono alla gente, ai tuoi ascoltatori? Che cosa ti chiedono, quale aiuto chiedono? Perché molto spesso, lo diciamo, dietro un intervento di un ascoltatore, dietro qualcuno che ti scrive, c'è anche una richiesta d'aiuto, e la cosa più bella che possiamo fare oggi è rispondere. A volte non si ha la bacchetta magica, certo, soprattutto la politica, sai, la nostra è una radio e che ha anche un collegamento importante con la politica, manca la famosa bacchetta magica di Berlusconi, che non aveva neanche lui, però almeno sforzarsi di dare una risposta, sforzarsi di dire sì, mi voglio impegnare su questo fronte, sì, ti ho capito, dobbiamo cercare di risolvere questa cosa. Forse è questo che la gente chiede, soprattutto almeno una risposta, perché troppe volte i messaggi vengono lasciati lì e nessuno ti risponde neanche sì, ti ho letto, ho capito. Manca anche questo, no? È vero, è vero. Io ad esempio mi piace molto parlare anche di miti da sfatare, cioè nel senso, come dicevi tu, della politica. Sabato, piccolo spoiler, ci sarà la Maria Rosa Boccia e parleremo magari anche del bullismo, delle pressioni dei social, molto importanti, perché comunque lei dice io magari ho il mio percorso, ma nel mio percorso social ho avuto molte pressioni, però dobbiamo capire che è per tutti questo, non è solo per i VIP o per chi è seguito, anche per le piccole persone che a volte non vogliono denunciare, non vogliono parlare. Di conseguenza ho fatto magari una puntata sulla violenza, ma non solo per le donne, perché molti si fermano alle donne, ma in realtà anche l'uomo subisce violenza. Quindi di conseguenza bisogna parlare anche di questo, perché abbiamo raccontato delle storie molto particolari dove si sono rivisti molti ometti, chiaramente. Sei guardato tua moglie, tu dici sei maltrattato? Vuoi venire in puntata a parlarne? Non è un problema. Ma avrebbe anche il mio a parlarne, non ti preoccupare. Anch'io avrei qualcosa da dire, perché siamo un po' tutti succubi ultimamente. Adesso l'uomo... Aspetta, io... Aperto il vaso di Pandora, zio! No. Ognuno ha qualcosa da dire. Vai Roberto, no, vai. Io anzi, no, perché è lì come si chiama tua moglie? Come si chiama? Giuliana ti aspetta all'uscita poi. Spiegaci Roberto, no, i tuoi problemi, racconta. L'incontro fortunato della mia vita, conoscere Giuliana. È difficile ora come adesso. Applauso. Quella che mi sopporta e mi supporta in tutto. E quello è importante. Mi ha parlato anche di questo, di quando a volte magari incontri la violenza anche con un compagno o una compagna che cercano sempre di buttarti magari nel buio, invece di appoggiarti dicono tu non sai fare, tu non sei capace. Pensa che la mia esperienza, adesso cambio, però siamo sempre nel tema, televisiva è cominciata proprio col mobbing di un mio collega. Dai. Io presentavo con lui e lui mi diceva sempre non sei capace, non sai fare, lascia perdere la televisione, e cercava di buttarmi sempre più giù, così io credevo di non essere capace. Però per fortuna io ho un carattere twist, come diciamo in Puglia, da Taranto, e non ho mollato, tanto che alla fine il karma, io credo nel karma, ha girato e alla fine ho avuto il mio programma, il mio spazio e lui non si è più visto. Ma non bisogna mai mollare, perché la gente cerca sempre di, soprattutto in quest'epoca, cerca sempre di buttarti giù. Sì, è un po' l'invidia, un po' perché, come diceva lui, non viene ascoltato e quindi loro pensano che è colpa degli altri, ma in realtà ci sono certe situazioni che ti crei anche da solo.
penso. Se tu a volte non sai stare con le persone perché tu già pensi che quella se la tira, che quella magari è più di te o meno di te, è sbagliato. Bisogna sempre uscire con senza pregiudizi, che per me è molto importante. Invece le persone vivono purtroppo di pregiudizi. Infatti ho fatto una puntata anche, lo dico, sulle content creator di OnlyFans. Le ho volute invitare perché sono sempre bannate, perché sono sempre criticate, ma volevo far capire che tante magari, io non è che difendo, però magari vendono i piedi solo i fast, che è meglio che fare dal vivo una marchetta, per dire, ti posso dirlo? Certo. Magari queste hanno pure il marito a casa e dicono io mi faccio il mio OnlyFans, vendo i miei piedi, però per la società sono una poco di buono, ma in realtà io magari lo prendo meno delle altre, capito che voglio dire? Certo. Però è stata una puntata seguitissima ed è uscita la vera persona di queste content creator, che è difficilissimo. Mi ha parlato del lusso, tutti sono arrabbiati ora col lusso, perché se tu hai un po' di più di qualcun altro, per forza sei uno che ruba, sei uno che non paghi le tasse, non dicono mai, magari quella si fa il culo dalla mattina alla sera, è per quello che guadagna tanto. Purtroppo siamo molto limitati, viviamo nei luoghi comuni. Io voglio sfatare questo dentro il mio programma. Signori, avete capito che questa è da seguire, da seguirla in radio, in televisione. Poi per saperne di più basta scrivere Lara Laino, zia Lara su Instagram e salti fuori sfoggiando appunto i look più diversificati, ma soprattutto facendo la tua controinformazione, piccola, grande controinformazione per gli amici di Brescia, ma non soltanto, in tutta Italia. È chiaro che parallelamente c'è questa bellissima controinformazione musicale, quella di Roberto Salis, live a Milano, ma anche da seguire su Instagram. Anche in questo caso Roberto Salis bisogna scrivere. Roberto Salis, il mio sito www.robertosalis.it, e lì c'è i collegamenti con i social. E chi ti vuole sentire dal vivo, dove e a che ora? Tutte le notti a Lollapalooza di Milano. Da che ora? Perché tutte le notti fa quasi paura, mi dici dunque. Aspetta, perché io faccio rassegna stampa, mi sveglio verso le 4:30, 5, ma a quell'ora hai finito, spero. Sì, quello ho finito. Ah, meno male. Come me non dormi la notte. Cioè, praticamente. Esatto, io vado avanti a magnesio, te lo dico, magnesio, vitamine, perché se non ce la faccio al mattino. Io vado avanti a mangiare invece, voi fate magnesio, io voglio mangiare, perché sennò non ce la faccio a svegliarmi alle 4:30. Quindi signori, lui dal vivo suona e li intrattieni facendo una colonna sonora anche speciale, ricordiamo, no? Le solite canzoncine italiane, cuore, amore, eccetera. Il mio format si chiama Ma il cielo è sempre più blues. Ma il cielo è sempre più blues, quindi puoi immaginare. A parte no? canzoni mie, brani miei, rilavoro mettendoci parecchia chitarra, faccio la musica dei Dire Straits, dei Pink Floyd, Battisti, Zucchero, Pino Daniele, swing, blues, country. Miti, certo. Ma tu accompagni gli aperitivi, quindi anche durante... bellissimo. Eventi, cene, aperitivi e i preserata. Prima che inizi la discoteca, che poi dopo la mezz'ora poi c'è la discoteca. Vedi, io preferisco magari lui che un DJ, per dire. Brava, aspetta, scrivilo da questo. Cioè, preferisco più, mi trasmetterebbe di più. Però trasmetti di più una persona con la chitarra mentre magari stai mangiando, stai gustando il tuo drink, che sto DJ che a volte io non sento manco cosa stai dicendo. Magari sono a cena con te, c'è il DJ e io, ma che stai dici? Io non sto capendo niente, per dirti, però è vero. Signori, avete scoperto due personaggi da seguire, da continuare ad ascoltare, perché hanno molto da raccontare e soprattutto fanno parlare. E questo è il segreto, guarda, è arrivato anche Beppe dalla redazione, quando portiamo dei personaggi che hanno ancora il coraggio di parlare, di far parlare, interessano, e quindi anche il nostro sito internet radiolibertà.net si appassiona. Lara, grazie davvero. Zia Lara ci ha fatto un bel regalino di Natale a essere qua con noi. Ci rivediamo e ci risentiamo sicuramente. Assolutamente sì, e poi come vi dicevo ufficialmente vi invito entrambi nel mio salotto quando potete, perché Brescia è lontano, però vi invito, così sarete anche voi liberi, anche voi, di parlare con me, la zia. Libertà, grazie davvero. Lara Laino, zia Lara ci ha invitato, Roberto Salis. Allora un giorno ci mettiamo d'accordo, ci andiamo insieme. Andiamo, molto volentieri. Assolutamente. Grazie Roberto, grazie a voi, un piacerone. Grazie. Bella musica, signore. Oh, attenzione, gli ho chiesto se mi fa una base per la rassegna stampa, Beppe. Adesso le faccio.
tranquillo. Secondo me avremo nuovi ritmi, nuove emozioni. Sì, Rassegna poi, stampa. tutto suonato. È chiaro, roba vera, certo. roba vera. Zia Lara, Roberto Salis. Grazie ragazzi! Grazie. Ciao! Avete